Ad aprile i prestiti al settore privato sono cresciuti dello 0,8% su base annua, a rilevarlo è la Banca d'Italia. I prestiti alle famiglie invece sono cresciuti di 2,6 punti percentuali, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,6%. I depositi del settore privato sono cresciuti di 3,4 punti su base annua, la raccolta obbligazionaria è diminuita del 7,9%. Nel 2018 la stima della spesa media delle famiglie residenti in Italia è di 2.571 euro mensili in valori correnti, sostanzialmente invariata rispetto al 2017, quando invece era cresciuta di 1,6 punti percentuali sul 2016. La spesa è ancora lontana dai livelli del 2011, che avevano fatto seguito 2 anni in forte contrazione. Lo rende noto l'Istat, che spiega come, considerando la dinamica inflazionistica, in termini reali la spesa diminuisce dello 0,9%, segnando una contrazione per la prima volta dopo la moderata dinamica positiva registrata dal 2014 al 2017. Nel solo 2017 la spesa per la salute in Italia è stata di 204 miliardi di euro, di cui 154 miliardi per spesa sanitaria, 41,800 milioni di spesa sociale e di interesse sanitario e 7 miliardi e 225 milioni di spesa fiscale. Per il 2025 invece il fabbisogno di spesa sanitaria potrebbe raggiungere i 230 miliardi di euro, con una spesa pro capite di 3.800 e un incremento entro il 2025 di 28 miliardi, di cui 12 di spesa pubblica e 16 di spesa privata. Questi alcuni dei numeri contenuti nel quarto rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale presentato a Roma. Pisa ha ospitato la seconda edizione delle Giornate della Ricerca. La 2 giorni toscana, organizzata da Corepla in collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa, fa seguito all'evento di Palermo del 2018. Nel corso del dibattito si sono analizzati temi, soluzioni e innovazioni capaci di far convivere al meglio la tutela ambientale e la crescita economica. Torniamo a casa con un bagaglio culturale estremamente interessante. Ieri nella prima giornata abbiamo visto come il consumatore e le istituzioni siano centrali, nel senso che senza una corretta raccolta differenziata poi non si possa partire. Oggi abbiamo visto come le imprese sono pronte, ci sono state delle presentazioni molto importanti da parte di Eni, che ci mostra come trasformare una raffineria in una green refinery partendo da materie prime non più fossili, cioè il petrolio, ma materie prime derivati dalla raccolta degli imballaggi di plastica differenziata. Ci sono altre aziende come Versalis che lavora sul recupero dei bicchieri delle macchinette revending, delle macchinette che producono il caffè. Ci sono aziende come l'Equipolymers che ha fatto vedere come il riciclo chimico del PET sia già una realtà. Il riciclo chimico significa che le bottiglie che provengono dalla raccolta differenziata vengono utilizzate per produrre nuova plastica che poi produrrà nuove bottiglie, per cui siamo arrivati all'economia circolare.